Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con i dati sull'emergenza coronavirus che di fatto confermano l'alleggerimento delle misure restrittive previsto da domani con il passaggio della Lombardia a zona gialla. Oggi infatti in regione sono stati accertati 1.438 nuovi casi su 24.494 tamponi processati. Le terapie intensive scendono di 15 unità, mentre i ricoveri in altri reparti salgono di 49. I decessi sono stati 24 e per quanto riguarda poi le singole province, a Varese si contano 57 nuovi casi in tutto, mentre in provincia di Milano sono stati 313, a Brescia 362 e poi Monza Brianza 112 e Como 110. E tutti gli approfondimenti sulla situazione saranno disponibili sul giornale di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Passiamo ora alla cronaca e spostiamoci a Maccagno, dove nella tarda mattinata di oggi diversi metri cubi di roccia e terreno sono franati sulla provinciale 5. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Luino e il timore fin da subito che qualcuno potesse essere rimasto sotto ha spinto gli esperti a fare maggiori accertamenti. Per questo sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale, quelli del nucleo USAR e il gruppo operativo speciale attrezzato con mezzi per il movimento di terra. Le verifiche hanno poi permesso di escludere appunto la presenza di persone sotto la frana e tutti gli approfondimenti sono già disponibili su prealpina.it. E sul nostro sito trova spazio anche la notizia che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato ammissibile il ricorso presentato dalla famiglia di Giuseppe Uva, la cui morte nel 2008 è stata al centro di una lunga battaglia giudiziaria tra i parenti dell'uomo e le forze dell'ordine coinvolte. I 3 gradi di giudizio hanno già escluso l'ipotesi che l'allora 43enne possa essere morto a causa di eventuali percosse da parte di poliziotti e carabinieri, ma i parenti hanno presentato ricorso a Strasburgo appunto. Nei giorni scorsi è arrivata la lettera che attesta l'ammissibilità del documento, ma va detto comunque che anche qualora il ricorso dovesse essere accolto, la sentenza della giustizia italiana ormai passata in giudicato non sarà modificata. Spostiamoci ora a Busto Arsizio per un servizio realizzato dalla collega Veronica De Riu sul fenomeno delle baby gang. Le baby gang non fanno paura. A Busto Arsizio il fenomeno si è ridimensionato. I giovani hanno solo voglia di muoversi e spostarsi. Il cuore dei ritrovi è Piazza Garibaldi, fra McDonald's e l'area della Fontana, una zona che continua a essere sorvegliata speciale ed è il punto più delicato e monitorato dalle forze dell'ordine, polizia locale, carabinieri e volanti della polizia. La presidente del comitato dei commercianti del centro cittadino, Alessandra Cecuzzi, ritiene che la città di Busto Arsizio, con i suoi 86.000 abitanti, sia sicura. Le baby gang sono un falso problema, creano un maggiore disturbo i gruppi di trentenni e nessuno in città si sente in pericolo, afferma. C'è invece da riqualificare alcune zone degradate proprio nel cuore della città. Chiudiamo con lo sport, basket, l'Open Job Metis ha perso a Desio contro Cantù per 97-82, un risultato che aggrava ulteriormente la posizione di Varese nella classifica del campionato di Serie A1. Per quanto riguarda il calcio, invece, il Città di Varese è stato nettamente sconfitto 3-0 dal Bra e il derby di Castellanza fra i neroverdi di Achille Mazzoleni e la caronnese di Roberto Gatti si è chiuso con un 2-0. È ancora successo non facile ma importantissimo per il Legnano che piega il Vado 2-1 e infine per l'Arconatese arriva un pareggio in casa contro il Fossano. Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata.